Ad Olmedo un'intera giornata dedicata alla valorizzazione dei lieviti naturali per la produzione del pane. L'inviata Roberta Dore. Una lavorazione antica e genuina con l'utilizzo esclusivo di farine sarde, lievitazione naturale, cottura nei forni a legna e così le abilità manuali si fondono con le materie prime di qualità per tramandare una tradizione millenaria. Questa è la lavorazione per fare il pane molle, la focaccia oppure il suvano intero, che è quello tipico olmedese, che è un filone un po' lungo da tagliare a fette. Si fa con un semolato rimacinato, è tutto esclusivamente con lievito madre. Non usiamo mai lieviti di birra. Olmedo apre le porte dei suoi saperi e sapori ospitando la rassegna nel nome del pane, primo appuntamento tra quelli inseriti nel circuito dell'assessorato regionale al turismo per promuovere la candidatura del pane tipico sardo come patrimonio immateriale dell'UNESCO. Una giornata all'insegna della tradizione che ha richiamato l'attenzione di diversi turisti. E siamo venuti a vedere come loro riescono a creare queste forme d'arte. Lavoratori, degustazioni e la mostra allestita nella piccola chiesa di Nostra Signora d'Italia, edificio romanico del XII secolo, dove sono stati esposti diversi prodotti, da raffinati pani delle feste a quelli più semplici legati alla quotidianità.